Come presidente di circoscrizione mi faccio portavoce della volontà del nostro quartiere, che vuole una riqualificazione del piazzale Sanzio con un parcheggio scambiatore che possa proiettare Catania nel futuro come le grandi città europee, ma un parcheggio scambiatore in cui sia garantita la manutenzione delle strade, la pulizia del verde, la potatura degli alberi e in ogni caso lasciare l'area a pagamento soltanto nel parcheggio scambiatore, quindi non toccare la parte più vicina alle case dei residenti, dove sarebbe soltanto una questione di cassa e non più appunto una questione di rilancio della zona. Siamo anche interessati a fare in modo che l'area in cui in questo momento è una piccola area fooding, in questo momento si fa anche intrattenimento la sera, possa essere valorizzata in modo da lasciare quest'area di ritrovo a tutto il quartiere e poter anche garantire la sicurezza, perché lasciare tutta l'area totalmente incustodita e abbandonata la sera credo che possa creare un problema di sicurezza per tutta la zona e quindi sia per i residenti ma anche per chi ovviamente vive a un po' tutte le ore del giorno la zona di Piazzale Sanzio, di Parco Falcone e le vie limitrofe. Quindi questa è la nostra idea, giusto creare questo parcheggio scambiatore e riqualificare tutta la zona del Piazzale Sanzio, lasciare però appunto il parcheggio a pagamento soltanto in quest'area dedicata e mirata all'utilizzo di questo parcheggio scambiatore, garantire la manutenzione, rivalutare tutta l'area e anche considerare un punto di ristoro che possa fare da chiamo e da centro ricreativo per tutto il quartiere, in modo tale che si possa sia venire incontro alle esigenze dei cittadini che qui si ritrovano un po' a tutte le ore del giorno e anche garantire la sicurezza ed evitare che la zona diventi piazza di malaffare e abbia altri problemi connessi.